Tore. Firmata da Zaia la nuova ordinanza che si adegua al lockdown soft del governo. Tra le novità tolto il limite dei 200 metri per l'attività motoria, ma obbligo di mascherine per spostarsi. Da domani intanto riaprono i mercati a Treviso. Zaia avverte: non è un liberi tutti, rimangono le restrizioni di uscire soltanto per comprovati motivi. L'emergenza non è affatto finita, restiamo preoccupati. Anche oggi controlli delle forze dell'ordine contro assembramenti, uscite fuori regola. A Treviso un negozio etnico aperto, la titolare: non sapevo fosse festa. 0 contagi nella Marca nelle ultime 24 ore, il direttore generale Benazzi: la situazione sta decisamente migliorando, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Paura, ma fortunatamente nessun ferito ieri sera a Conegliano per le fiamme che hanno devastato un appartamento in centro, ora inagibile. Lutto nel mondo dell'associazionismo, è morto a soli 56 anni, stroncato da un malore improvviso, Daniele Corbetta, direttore del CEIS di Treviso, di cui era stato presidente per oltre 10 anni. Un progetto rivolto alle fasce più fragili della popolazione per aiutarle a superare questo periodo di quarantena. Lo hanno avviato i comuni di Ponte di Piave e Zero Branco con l'Università di Padova. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In apertura inevitabilmente la contabilità del contagio. A Nord-Est siamo arrivati a 14.288 casi positivi dall'inizio dell'emergenza, 37 in più rispetto al report di questa mattina, un trend quindi di rallentamento generale. 10.710 i casi attuali, 17.902 i soggetti in isolamento, 14 i decessi a livello regionale. Nessun decesso è stato registrato nel Trevigiano, dove la crescita è 0 anche per quanto concerne il contagio. Crescita 0 quindi nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo caso quindi è stato registrato anche nella giornata di oggi. I contagi totali dall'inizio dell'emergenza nella Marca sono quindi 1983, 1427 quelli attuali. Ma è stata una Pasqua, una Pasquetta contrassegnata dai controlli delle forze dell'ordine, una Pasqua blindata, lo abbiamo annunciato e detto più volte, ma per vedere qual è la situazione aggiornata in tempo reale ci colleghiamo con Lucio Zanato, che è in strada Ovest con i carabinieri. Lucio, mi senti? Buonasera. Buonasera Cristiano, buonasera ai telespettatori di Antenna 3, mi trovo con il comandante del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Treviso, Andrea Caminiti, il tenente, e naturalmente con la pattuglia dei Carabinieri che sta procedendo ai controlli lungo questa strada Ovest che vedete alle nostre spalle assolutamente vuota, come gran parte delle strade della Marca. Abbiamo fatto un giro nel corso del pomeriggio e devo dire, insomma, le strade sono sostanzialmente deserte. Qual è stato, comandante, intanto qual è il resoconto di questi 2 giorni, Pasqua e Pasquetta? Il consuntivo è sicuramente positivo, abbiamo svolto i controlli e stiamo continuando a svolgerli, in giro c'è pochissima gente e quella poca gente che c'è è titolata a poter uscire, quindi è munita di un'autocertificazione valida e dei motivi fondati. Poi voi avete fatto controlli non solamente sulle strade, vediamo che avete le moto, quindi avete verificato completamente tutto il territorio della Marca. Sì, abbiamo messo in campo tutti i nostri mezzi, i mezzi del nucleo operativo radiomobile, le stazioni carabinieri. Qui a fianco a me c'è il vicecomandante della stazione dei Carabinieri di Treviso. Abbiamo battuto sia le strade principali sia le strade secondarie, ma anche i luoghi tipici della Pasquetta trevigiana, come ad esempio le Gole del Piave o le campagne dell'Interland, non trovando nulla di particolarmente anomalo. Insomma, possiamo dire che l'esame i trevigiani l'hanno superato rimanendo a casa? Assolutamente sì, come dicevo il bilancio è positivo, ma dobbiamo... Ci sono dei problemi con l'audio, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento.
Niente, in caso ci aggiorniamo dopo con il collega Zanato. Quella di oggi è stata una Pasquetta importante, una giornata importante anche sul fronte delle mosse della regione del Veneto. Dalla mezzanotte entrerà in vigore una nuova ordinanza che di fatto inaugura una fase che possiamo definire di lockdown soft, ma vediamo. Via il limite massimo di 200 metri, ma per uscire mascherina in volto e mani disinfettate o con i guanti. Offre una valvola di sfogo ai veneti il presidente Luca Zaia nell'ordinanza di Pasquetta, quella che precede da domani l'avvio del lockdown soft, di un inizio di seconda fase in cui riapriranno nuove attività, altri negozi, cancella i 200 metri massimi per chi esce a sgranchirsi le gambe o a fare attività motoria, ma guai ad approfittarsene. L'attività motoria è individuale. Occhio, è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione. Ho tolto i 200 metri, questo è un atto di grande fiducia. Togliere i 200 metri vuol dire che 201 va bene, 202 va bene, 203, ma no 4 km, 5 km, cioè bisogna avere, la legge dice in prossimità della propria abitazione. È ancor più chiaro quando gli si chiede di indicare una distanza approssimativa. Il raggio massimo è quello del buonsenso, che bisogna sgranchirsi le gambe, punto, non andare a prepararsi per la maratona. In cambio aumentano i presidi di protezione. Negli spostamenti all'esterno della propria, punto C, della propria proprietà privata, cioè da casa propria, devono essere utilizzati mascherine e ogni altro dispositivo idoneo per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante, cioè uno va fuori di casa, deve portarsi la mascherina e disinfettarsi le mani. Mascherina salvavita, per chiarirlo fa vedere il video realizzato da una televisione giapponese che mostra come le goccioline emesse con starnuti, colpi di tosse, conversazioni a voce alta permangano nell'aria fino a 20 minuti. E dunque mascherina sempre quando si esce di casa, obbligatoria anche nelle banche e sia in coda fuori dai supermercati che dai mercati all'aperto, distanza di sicurezza di 2 metri perché la preoccupazione di una risalita dei contagi è elevata. Da 0 a 10 8. Sì, assolutamente. Risolto il nodo dei papà che devono recarsi in ospedale ad assistere la moglie o la compagna che sta partorendo. Noi diciamo che uno può prendere l'auto e andare in ospedale a vedere che nasca suo figlio, punto. Aperti garden, negozi di elettronica e fotografia tranne domenica e festivi e poi le attività messe in rilievo dal DPCM. La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa nei negozi esclusivamente dedicati ed è consentita in 2 giorni a settimana, non tutta la settimana, 2 giorni, esclusa ovviamente le domeniche, i festivi e i prefestivi. Riaperti anche gli ecocentri. È ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento dei rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata, i cosiddetti ecocentri o CERD, comunali più vicini alla residenza. Ordinanza in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 3 maggio. Nei giorni del 25 e del 1 maggio, ho voluto mettere 25 aprile e 1 maggio del 2020, il picnic, barbecue e tutte le storie che si fanno in quei giorni all'aperto è autorizzato solo nella proprietà privata e limitatamente al nucleo familiare residente nella stessa proprietà. Nessun liberi tutti, ma la controprova anche in termini di transiti su strada si avrà da domani e per questo Zaia dà l'ultima raccomandazione. Ricordate ai veneti che questa ordinanza viene firmata perché siamo preoccupati, non perché siamo felici dei dati. Queste sono le persone ricoverate, queste sono le terapie intensive. Mi raccomando, è un atto di grande fiducia, ma di grandissima fiducia. Questi quindi i contenuti della nuova ordinanza. Siamo riusciti nel frattempo a ricollegarci con Lucio Zanato. Lucio, mi senti? Sì, chiaro e forte, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, nel frattempo continuano ad esserci i controlli, in questo caso ad esempio di una motocicletta. Comandante, avete utilizzato anche l'elicottero? Sì, nel fine settimana ci siamo avvalsi del servizio aereo di Belluno che ha fatto un sorvolo su tutta la provincia fornendo agli equipaggi a terra degli obiettivi dove ad esempio degli agglomerati di persone che non erano autorizzati e che quindi non avevano motivo di stare lì e quindi abbiamo svolto i servizi in maniera congiunta.
Adesso non è che smettete di fare i controlli continuano. Assolutamente no, come può vedere insomma, stiamo continuando anche fino a tarda serata e così sarà anche per i prossimi giorni finché le ordinanze imporranno questi vincoli alla popolazione. Allora qual è l'appello anche da parte dell'Arma dei Carabinieri ai cittadini? Sicuramente l'appello è quello di rimanere a casa per appunto andare avanti in questa scia che abbiamo tracciato e che fino adesso sta andando bene. Andrà tutto bene, io restituisco la linea allo studio Cristiano se non ci sono altre domande. Grazie Lucio, a posto così, buona serata, buon lavoro a te e soprattutto ai tuoi ospiti. Grazie Lucio. Era Lucio Zanato in collegamento da strada Ovest con l'Arma dei Carabinieri. I controlli sono in corso. Avete sentito prima il Presidente Zaia, la nuova ordinanza che introduce un obbligo diffuso di mascherine per andare in giro, per andare anche a passeggio. Ordinanza che di fatto è già attiva a Treviso da una decina di giorni. Soddisfazione quindi da parte del Sindaco Mario Conte che conferma da domani la riapertura dei mercati all'aperto partendo da Piazzale Burchiellati. Poi a Treviso 10 giorni fa avevamo deciso di rendere obbligatoria la mascherina anche negli spostamenti all'esterno e oggi la Regione l'ha esteso a tutto il territorio regionale, segno evidente che è un provvedimento utile e necessario per tutelare la salute dei nostri cittadini. C'è soddisfazione nelle parole del Sindaco per il provvedimento mascherine obbligatorie che dalla mezzanotte sarà operativo in tutto il Veneto, ma c'è soddisfazione anche per la riapertura dei mercati all'aperto. Queste sono le transenne che delimiteranno da domani la riapertura dello storico mercato settimanale di Piazzale Burchiellati a Treviso. Il ritorno delle bancarelle in città vuole essere soprattutto un segnale, per quanto lento, di ritorno alla normalità. Sì, è un grande atto di fiducia nei confronti dei cittadini che si sono comportati molto bene in questa quarantena, che ha portato anche dei risultati importanti, tant'è vero che i contagi stanno diminuendo a vista d'occhio. E Burchiellati non sarà l'unica riapertura. Ecco le planimetrie dei mercati nei quartieri dove sono state predisposte distanze e soprattutto recinzioni. Attenzione però perché l'ingresso sarà contingentato e consentito solo a chi indosserà, oltre alla mascherina, anche i guanti. Mi raccomando, andate nel punto vendita più vicino alla vostra abitazione. Il mercato non deve essere visto come una scusa o una giustificazione per andarsi a fare la passeggiata, la chiacchierata o l'uscita di casa ingiustificata. Per questo il mercato di Piazzale Burchiellati non sarà l'unico a venire riaperto. Anche la pescheria e lo spazio di San Parisio, dedicato alla frutta e alla verdura per la conformazione delle corti, saranno accessibili ai cittadini del centro e della prima periferia. Da Santa Maria del Rovere a Monigo, passando per San Pelaio, tutti con le stesse regole e unicamente per chi risiede in zona. L'obbligo è quello di andare nel punto vendita più vicino alla propria abitazione. Per questo avete aperto non solo il mercato di Piazzale Burchiellati, ma anche i mercati rionali nei vari quartieri. Sì, mercati rionali esclusivamente per generi alimentari o vestiario da bambino. Infine l'appello del Sindaco per ogni riapertura è sempre lo stesso. No, di continuare a lavorare bene come abbiamo fatto in questo mese abbondante, quindi rimanendo a casa, utilizzando tutti gli accorgimenti e le protezioni per arginare il contagio. Credo che stiamo dando un grande insegnamento a tutta l'Italia. Treviso in particolare sta ottenendo dei risultati davvero importanti. Se continuiamo così finirà davvero presto questo incubo. Non tutti però hanno ben chiaro, nemmeno a Treviso, le regole sulla prevenzione del contagio. Guardate queste immagini che abbiamo girato oggi pomeriggio. Porta aperta, musica e soprattutto via vai di clienti. Siamo in piazza Giustiniani oggi a Treviso e a quanto pare per questo negozio etnico non valgono le regole che seguono tutti gli altri. A segnalarci la situazione alcuni cittadini della zona, stanchi di vedere che da una parte c'è chi rispetta le regole e dall'altra, come questo signore, l'obbligo della mascherina proprio non esiste. Ci avviciniamo con la telecamera e sentite qual è la giustificazione della Crediamo titolare. Perché non puoi vendere questo materiale? Perché è alimentare? Non solo, ma è festa oggi. Però solo domenica adesso non No, giorni di festa e festivi. Io non sapevo.
Nel frattempo arriva anche la ronda dell'esercito, anch'essa allertata dai cittadini, mentre la titolare conclude. Perché loro è passato già il polizia, tutto, nessuno mi ha spiegato, non si può aprire. Forse avrebbe dovuto chiedersi come mai il resto delle attività sono tutte chiuse. Fatto sta che pochi minuti dopo il nostro arrivo e in gran fretta le serrande hanno iniziato ad abbassarsi. E che qui le regole non siano ancora ben chiare, infine lo dimostra anche la mancanza della mascherina sul volto di queste persone in uscita dal negozio. Dal centro città cambiamo scenario, andiamo sul Piave, dove è stata una Pasquetta blindata. I controlli hanno funzionato, ma vediamo il reportage. Luogo, Ponte di Piave, vicino alla ferrovia. Nascosti fra le frasche ci sono 5 ragazzi, insieme, vicini, senza mascherine. Un gesto da sconsiderati per il gruppo che poi si disperde. Ma anche uno dei pochi casi nei quali i trevigiani hanno violato le regole in questa giornata di Pasquetta all'insegna dei controlli. Una festività così non si era mai vista. La voglia di festeggiare è rimasta in gran parte dentro le 4 mura domestiche. D'altronde a presidiare questa festa blindata oltre 2000 gli agenti per impedire che le misure restrittive vengano violate. Per la Pasquetta sono stati impiegati i carabinieri con 250 pattuglie per 500 militari. Stesso numero per Polizia Stradale e la Polizia di Stato, oltre alla Guardia di Finanza con numeri di poco inferiori, e agli uomini delle varie polizie locali. Sotto la lente di ingrandimento, per quanto riguarda la Marca, ci sono almeno 3 aree sensibili agli assembramenti. Il Piave per le classiche grigliate, il Montello con le sue passeggiate e le colline del Prosecco. I trevigiani, lo si può dire, hanno rispettato i divieti, come qui nelle colline di Susegana, dove la pace regna sovrana. Nel silenzio del bosco si sentono solo gli uccellini cinguettare. La natura approfitta di questo inedito momento di relax. Anche questi 2 somarelli increduli si godono la loro tranquillità. Uno di loro ci viene incontro, quasi volesse chiedere che fine hanno fatto gli umani. Qui niente picnic. Anche i carabinieri forestali stanno perlustrando parchi, aree boschive, zone attrezzate e sentieri per scongiurare la presenza di persone in gita fuori porta. I controlli sul Montello, sul Cansiglio o sui Colli Asolani sono serviti. Decine e decine i controlli sull'intero argine del Piave, da Segusino a Nervesa, da Maserada a Ponte di Piave. Dall'alto ci sono oltre ai droni anche gli occhi vigili degli equipaggi di 2 elicotteri di polizia e guardia di finanza. In tutti gli argini e nel greto del Piave non si è vista anima viva, tranne le trote libere di sguazzare indisturbate, simbolo degli animali che da settimane hanno ripreso in più zone il controllo insperato del loro territorio. Questo il racconto di una Pasquetta decisamente anomala di Nicola Marcato. E tra i controlli di questi giorni sulle restrizioni, uno ha portato anche all'arresto di un malvivente specializzato in aggressioni a scopo di rapina, un 33enne marocchino che ha derubato 2 persone in stazione a Montebelluna in pochi giorni. I carabinieri lo hanno rapidamente individuato, si tratta appunto di un pluripregiudicato senza fissa dimora e clandestino. Ultima vittima un 41enne di Montebelluna che stava aspettando il treno e che è stato preso a puni per derubarlo di 70 euro. Il 33enne è stato così arrestato, tra i reati commessi anche quello di aver violato le restrizioni del DPCM. Ritorniamo a parlare dell'andamento del contagio, lo abbiamo visto in apertura, c'è un miglioramento notevole nel trend. Il direttore Benazzi dice che la situazione sta decisamente migliorando, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Domani intanto riparte il cantiere per il nuovo ospedale. Stiamo andando meglio, però non siamo fuori ovviamente dal Covid-19, quindi mascherine, guanti, l'uscita deve essere misurata, evitare i contatti, cioè tutte le cose che servono. Nessun nuovo caso positivo al coronavirus nella Marca per 24 ore, è la prima volta che accade dall'inizio dell'epidemia, un dato che fa ben sperare ma che non deve portare alla tentazione di abbassare la guardia. Anzi, nelle ultime settimane a preoccupare è l'abbassamento dell'età dei contagiati
vaccinati, il 37% dei trevigiani colpiti dal coronavirus ha un'età compresa tra i 45 e i 69 anni in assoluto, la fascia d'età più colpita. Oltre il 15% poi riguarda persone che hanno tra i 25 e i 44 anni, più degli over 85 che sono poco meno del 15%. L'imperativo quindi continua ad essere quello della massima prudenza. Continuiamo a comportarci così, ci aiuterà veramente ad azzerare completamente l'infezione. Per quanto riguarda i focolai nelle case di riposo, l'ULSE 2 sta ultimando la raccolta dei dati in consegna alla Regione. Vedremo che i dati non sono così preoccupanti assolutamente. Il problema è che poi ci sono delle realtà dove effettivamente c'è un aumento dei casi rispetto agli altri, però stiamo lavorando bene con le strutture, li stiamo ovviamente isolando le persone che sono positive e vedo la luce anche qua. E se la sanità trevigiana continua ad essere concentrata sull'emergenza Covid, un primo segno di sguardo al futuro viene dalla ripresa domani dei lavori del cantiere per il nuovo ospedale. Il nostro ospedale moderno, altamente tecnologico, ci aiuterà anche in futuro per superare qualsiasi tipo di problema che purtroppo questa vita ci pone di fronte, che nessuno ci aspettava di avere il coronavirus. Quindi prima avremo un ospedale veramente all'altezza dei tempi moderni e super efficiente, con un personale straordinario e molto preparato. Quindi sì, che parte il cantiere, perché è quello che aspettavamo ormai da tempo. E sono stati completati intanto i test sierologici e i tamponi nelle case di riposo dell'Istra, dove è necessario 1550 persone suddivise in 750 di personale e 800 di anziani residenti nei 4 centri di servizio. I test riferiti a tutto il personale hanno dato esito negativo, ad eccezione di un dipendente che, coniugato con un infermiere di terapia intensiva, è già da tempo a casa in via precauzionale. In merito alla residenza Menegazzi, gli esami effettuati ai 250 anziani risultano tutti negativi. Per quanto riguarda la residenza Rosa Zalivani, gli esami effettuati ai 135 anziani risultano tutti negativi, anche qui ad eccezione di una residente già evidenziata in passato che è risultata positiva non sintomatica. La signora sta bene ma è stata messa comunque in isolamento. A breve saranno forniti anche i dati degli anziani di Casalbergo e della residenza Città di Treviso. Per quanto riguarda i decessi, comparando il primo trimestre 2019 con il primo trimestre 2020, risulta che nel 2019 ci sono stati 74 decessi, mentre nel 2020 i decessi risultano essere 59, ovvero il 20% in meno. Dati quindi molto rassicuranti. E a proposito di persone più fragili, al via un progetto che coinvolge i comuni di Zero Branco e Ponte di Piave con la collaborazione e la supervisione dell'Università di Padova. Questo progetto riguarda principalmente la possibilità di contattare a casa quelle persone che sono in situazioni di fragilità. È un'attenzione che in questi giorni, a fianco a quella sanitaria, a fianco alla gestione dell'emergenza sanitaria, è un'attenzione che abbiamo deciso di porre soprattutto nelle fasce più deboli. Un progetto con più attori per dare una prima risposta all'emergenza sociale ai tempi del coronavirus e individuare i soggetti più fragili, quelli che solitamente non vengono intercettati dai canali tradizionali, come famiglie monoparentali, giovani e single. Questo ci permette di evidenziare delle fragilità con interventi di presa in carico così importanti soprattutto per la strutturazione del progetto. Quindi un essere vicini ai nostri cittadini davvero a distanza, responsabili, consapevoli e solidali, rimanendo a casa. Emergenza straordinaria, nuove necessità che hanno portato i comuni di Zero Branco e Ponte di Piave ad avviare una collaborazione con la supervisione dell'Università di Padova. I cittadini in difficoltà, qualsiasi tipo di difficoltà, hanno così 2 numeri telefonici di riferimento, uno per comune. Qui i contatti saranno filtrati, individuando le priorità e gli interventi di sostegno psicologico, economico, ma anche una semplice consegna a domicilio di farmaci. A mettere a disposizione figure professionali qualificate sarà l'associazione Edera. Quello che operativamente fa è studiare insieme a questi ruoli coinvolti, ma in primis con il cittadino, soluzioni che siano utili a fronteggiare il momento e a prepararsi anche ai prossimi cambiamenti. Nonostante il virus non si fermano i festeggiamenti in vista del 25 aprile, non saranno nelle piazze ma ci saranno molti collegamenti in streaming. Niente corteo, nessuna sfilata e comizio, ma il coronavirus non ferma la voglia di festeggiare i 75 anni dalla liberazione il prossimo 25 aprile a Treviso.
Per ovviare alle misure restrittive dovute alla pandemia che costringe gli italiani, l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani ha lanciato un appello perché il 25 aprile sia celebrato comunque in altre forme in tutta Italia. A Treviso era in programma un concerto a fiera in memoria del comandante partigiano Umberto Lorenzoni, evento che comunque si svolgerà via Facebook. In 12 ore si collegheranno 20 cantautori di tutta Italia di fama internazionale in concerto per Eros, una canzone per Umberto. Un'iniziativa che sarà su Facebook, che sta organizzando Alberto Cantone, il cantautore, a cui parteciperanno una ventina di cantautori italiani che si metteranno in collegamento, e noi ricorderemo in questa giornata, il 25 aprile, il sacrificio dei partigiani, e ricorderemo anche il presidente storico dell'Ampi trevigiano, Umberto Lorenzoni. La gente potrà partecipare da casa, ricordare Lorenzoni, ricordare i partigiani e ricordare a tutti noi che oggi l'impegno deve essere ancora molto forte, perché quello che sta accadendo ha anche origini che hanno delle responsabilità nell'uomo. Ad esempio la distruzione dell'ambiente è uno dei motivi che sta creando questo grave disagio che sta colpendo tutto il mondo. Per la cronaca andiamo a Conegliano, dove un appartamento è stato distrutto da un incendio. Ore 19:40, un incendio divampa all'interno di un appartamento in via Parilla a Conegliano. Scatta l'allarme. Sul posto sono immediatamente sopraggiunti i vigili del fuoco con 3 autopompa. Le fiamme hanno invaso in pochi secondi tutto l'appartamento, bruciando ogni cosa. Dall'albergo di fianco qualcuno è intervenuto immediatamente con un piccolo idrante, come si vede nelle immagini, per dare una mano ai vigili del fuoco e per cercare di circoscrivere l'incendio che fuoriusciva dall'appartamento. Il fuoco è divampato domenica di Pasqua, quando ci si apprestava per la cena. Le fiamme che uscivano dal terrazzo dell'abitazione hanno spaventato molti residenti dei condomini vicini. I vigili del fuoco con celerità sono riusciti in poco tempo a spegnere le lingue di fuoco. Sono arrivati subitissimo, sono stati molto veloci, bravissimi secondo me. I danni sono ingenti, nessun ferito, ma un'anziana è stata portata in ospedale per accertamenti. L'abitazione per ora è inagibile. Sul posto anche le forze dell'ordine, che dovranno capire quali sono le cause dell'origine dell'incendio. È morto a soli 56 anni, stroncato da un malore improvviso, Daniele Corbetta, direttore del CEIS di Treviso, di cui era stato presidente per oltre 10 anni. Corbetta si trovava nella sua abitazione, invano gli operatori del SUEM 118 hanno tentato di rianimarlo. Originario della Brianza, era attivo al CEIS dal 1993, intraprendendo con Don Antonio Viale il percorso che ha portato al consolidamento della cooperativa che si occupa di recupero di giovani con tossicodipendenze. Oltre al dolore, dicono dal CDA del CEIS, sentiamo il bisogno di far emergere tutta la nostra gratitudine per una persona che ha dedicato la sua vita alla nostra struttura. Daniele è stato un punto di riferimento lavorativo e personale. Andiamo adesso a Belluno. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a Domegge di Cadore, dove un anziano signore è stato trovato morto nel pozzetto attorno al quale stava lavorando. La vittima si chiamava Luigino Zammarco e aveva 78 anni. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il decesso potrebbe essere sopraggiunto a causa di un arresto cardiaco, in seguito al quale l'anziano è precipitato nel pozzo. Sul posto sono giunti gli operatori del SUEM 118 con i vigili del fuoco e i militari dell'Arma. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari. E parliamo dell'emergenza coronavirus anche nel bellunese, con i dati diffusi questa sera. Per quanto concerne la provincia di Belluno, si è registrato nel corso della giornata di oggi un decesso all'ospedale San Martino del capoluogo. Siamo a 688 contagi totali, più 2 unità nel corso di questa giornata di Pasquetta, 574 i casi di positività attuali sul territorio bellunese.
Il temuto esodo non c'è stato, parliamo adesso di controlli. Il potenziamento del dispositivo sulle strade di Pasqua ieri tutto sommato ha confermato il rispetto delle regole, salvo un'eccezione che è costata molto cara ai trasgressori. La scusa campata è stata la medesima, peccato non fosse rispondente alla verità. Fuori programma oneroso per una famiglia padovana che ha cercato, riuscendovi, di raggiungere la propria casa vacanze a Cortina, che ora resterà l'abitazione principale fino a quando non saranno revocate le restrizioni. Protagonisti dell'incredibile vicenda, marito, moglie e figlio residenti nel Padovano, fermati per 2 volte di fila a Longarone da una pattuglia della polizia. Nell'autocertificazione erano indicati impegni lavorativi inderogabili, risultati credibili all'andata, ma non più al ritorno verso casa. Il potenziamento del dispositivo di controllo sulle strade della provincia di Belluno ha funzionato come deterrente ed è stato capillare. 25 complessivamente le sanzioni elevate dalle forze dell'ordine, che hanno eseguito accertamenti su 745 persone. I posti di blocco sono proseguiti per tutta la giornata di Pasquetta. Stamattina i carabinieri hanno monitorato le vie di accesso e di uscita della città. Nelle immagini vedete le pattuglie per il filtraggio dei mezzi all'altezza del Ponte degli Alpini a Belluno. Nel report settimanale reso noto dalla Prefettura, che ha disposto e coordinato il piano straordinario dei controlli in provincia, il bilancio è di 4.802 accertamenti su persone, a 216 delle quali sono state combinate sanzioni per non aver ottemperato ai dettami sia del DPCM che dell'ordinanza regionale. Quel che si temeva, cioè un esodo massiccio, fortunatamente non c'è stato. La polizia ha monitorato anche il traffico autostradale sulla A27 Venezia-Belluno, che per tutta la giornata di Pasqua è stata praticamente priva di traffico. È stato anche grazie all'ausilio dell'elicottero che i carabinieri della stazione di Sedico hanno individuato in località Noal un gruppo di 4 ragazzi poco più che maggiorenni che da 2 giorni si erano accampati nel bosco per fare festa. I giovani sono stati denunciati anche per detenzione di stupefacenti, speed e hashish e per accensione illegale di fuochi. C'è poi anche in provincia di Belluno l'emergenza economica. Il mondo produttivo sta soffrendo e si continua a navigare a vista. Un guaio per il futuro del paese, così il parlamentare e sindaco di Calalzo Luca De Carlo nel giorno di Pasqua ai nostri microfoni. È la crisi delle piccole e medie imprese, l'economia delle botteghe, delle attività che non commerciando beni di prima necessità sono costrette a una chiusura ad ora, sine die. L'emergenza per il Covid-19 rischia di segnare un punto di non ritorno per il lavoro e l'impresa. Noi non possiamo dimenticarci del valore che ha avuto l'occhialeria su questo territorio, come non possiamo dimenticarci il fatto che oggi tanti piccoli artigiani sono chiusi, che oggi tanti alberghi, ristoranti, bar, negozi sono costretti a tenere la serranda chiusa. Questo per loro significa non arrivare con liquidità alla fine del mese. È un tema da tenere in considerazione quando si legifera, dice Luca De Carlo, pur nella consapevolezza che il legislatore è giustamente mosso dal principio della tutela della salute dei cittadini e però, aggiunge, non si può giocare sulla pelle dei lavoratori ma nemmeno su quella degli imprenditori. Quelli a cui oggi non arriva nulla sono imprenditori, commercianti, e chi ha una partita IVA che con 600 euro non fa nulla, con i prestiti significa per loro continuare ad indebitarsi e quindi sono assolutamente in balia oggi delle banche e domani dello Stato che gli chiederà comunque il pagamento dei tributi. Per De Carlo mai come in questo periodo è necessario tenere alta la guardia per contrastare chi potrebbe trarre vantaggio dalla crisi che trasversalmente sta attraversando i settori trainanti dell'economia nazionale, su tutti il turismo. Penso agli alberghi, guardate, gli alberghi, solo in Italia esiste una frammentazione della proprietà degli alberghi, in tutto il resto del mondo sono le catene degli alberghi a farle da padrone. Ecco, io non vorrei che in tutto questo ci fosse anche la malafede di chi è pronto ad investire, ad entrare e a comprare tutti quegli alberghi che oggi giocoforza non sono più in grado di far fare il giro finanziario ai loro conti correnti. Adesso c'è la nostra consueta rubrica per dirci che andrà tutto bene.
Vi ricordo poi l'appuntamento di questa sera in prima serata con Ferdinando Avarino e il suo ring in studio, in collegamento via Skype, Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d'Italia, Simone Borile del Movimento 5 Stelle, Marco Marin, Forza Italia, Andrea Ferrazzi del Partito Democratico, Arturo Lorenzoni del Veneto Che Vogliamo ed Enrico Cappelletti del Movimento 5 Stelle. Questa quindi la prima serata su Antenna 3. Vi ringrazio per l'attenzione anche questa sera, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie e buona serata. Bentrovati al meteo. È atteso un temporaneo calo della pressione sul nostro territorio, un po' di variabilità nella giornata di martedì 14 aprile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto tempo in prevalenza stabile e soleggiato, il cielo si presenterà sereno, vedete, o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia saranno possibili occasionali piovaschi di debole intensità e di breve durata a carattere sparso. Venti che aumenteranno l'intensità nel corso del pomeriggio e poi la sera. Vediamo anche le temperature, comunque gradevoli, minime tra 5 e 7 gradi, valori massimi, oscillanti invece tra i 18 e i 21 gradi. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente, ma anche qui con isolati fenomeni, specie in mattinata, sui settori montuosi. Temperature minime tra 9 e 11 gradi, massime invece tra 20 e 21. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato dappertutto e non sono attese piogge. Temperature minime intorno ai 2 gradi, valori massimi invece sui 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.